E scatta a Trieste a partire dal pomeriggio di domani anche qui il divieto totale di circolazione per tutti gli autoveicoli e motoveicoli alimentati sia a benzina che a gasolio, anche per i non residenti. Quindi domani dal pomeriggio non si può circolare in centro città a Trieste. Il divieto valido all'interno del perimetro urbano se reso necessario, ce lo dice il perché Andrea Sessa, che firma il servizio appunto della nostra redazione di Trieste. Scattano anche a Trieste da domani pomeriggio i limiti alla circolazione per tutti gli autoveicoli e motoveicoli che vanno a benzina che a gasolio anche per i non residenti. Il divieto è stato predisposto e partirà da domani pomeriggio, mercoledì 18 novembre, a causa del superamento dei valori inquinanti. Sarà attivo dalle 16 alle 19 di domani, nonché nei giorni seguenti dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 per tutti i giorni fino alla mezzanotte del giorno successivo all'avvenuto rientro dei valori limiti degli inquinanti. Questo divieto praticamente scatterà sull'intero territorio comunale e i suoi margini saranno via Commerciale Alta per chi proviene dall'altipiano carsico, mentre per chi proviene dalla strada costiera il limite sarà la del ponte di Roiano, tanto per intenderci, dalla strada di Cattinara dal tratto compreso tra Piazzale De Gasperi e il raccordo dell'ex strada 202, ovvero strada di Fiume, ed ancora da Valmaura, dall'area dello svincolo di Valmaura. Insomma, il centro città completamente isolato, ma sull'ordinanza non si vede nessuna limitazione alla ferriera di Servola, che anch'essa è una grande produttrice di polveri sottili. Dovremmo andare via con le maschere. A Trieste prosegue anche qui la limitazione del traffico. Servizio. Primo stop alle autovetture e ai motoveicoli sia a benzina che a diesel per il Comune di Trieste in questa stagione 2009-2010. L'ordinanza era stata firmata, lo ricordiamo, ieri nel primo pomeriggio dal sindaco di Trieste Roberto Di Piazza per contrastare l'inquinamento da polveri sottili. È molto ampio il raggio d'azione del provvedimento, le strade sono chiuse da Roiano a via Commerciale Alta e dall'altra parte invece allo stadio in zona di Valmaura. Il provvedimento si replicherà domani mattina dalle 9.30 alle 12.30 per poi dopo proseguire nel pomeriggio dalle 16 alle 19. La situazione non cambierà fino a quando il tempo le consentirà appunto di far abbassare il livello di inquinamento da polveri sottili. Parliamo ora di altri problemi da risolvere, quelli della sanità nel prossimo servizio. Parliamo di sanità, ormai è iniziata la campagna elettorale, sarà questo, si spera, uno dei temi che staranno più a cuore ai politici e non solo. Ne parliamo con Raul Bozza, che presiede un gruppo di cittadini che si batte per la salvaguardia della sanità nel Veneto orientale. È uno dei temi fondamentali della prossima campagna, lei cosa ne pensa? Ma io dico appunto che questo è un problema che riguarda i politici e di conseguenza tutti i cittadini, perché il problema della sanità è un problema che riguarda tutti. Purtroppo viviamo una situazione in cui la Regione da diverso tempo rimanda la riorganizzazione degli ospedali e della sanità nel Veneto orientale e ne stiamo pagando le conseguenze, perché ci troviamo a dover sopperire a esigenze di un territorio che è di 240.000 persone fra Portogallo e San Donà, compreso anche gli extracomunitari, e abbiamo uno sperpero di soldi e parecchi doppioni, perché abbiamo 4 ospedali mal organizzati, con pochi posti letto, con carenza anche tecniche e via via.
tutto ciò favorisce, essendo una zona di confine, la migrazione di parecchia utenza nel vicino Friuli. Era questa la nostra ultima notizia dalla redazione di TPN Veneto. Io vi saluto e vi lascio al break.